Questo è un servizio offerto dal Santone di Avella, Cleo. L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 gennaio segno per segno. Ariete. È stato un mese di difficili equilibri sul lavoro, ma potrai vedere le cose muoversi pian piano. Vuoi prendere iniziativa e portare avanti i tuoi piani, quindi approfitta di questa settimana per preparare un piano di azione. Potresti approfittare dei prossimi giorni per individuare le persone che sapranno aiutarti, per le loro conoscenze o perché sposano la tua causa. Dal fine settimana potrai sentirti più consapevole di quello che vuoi realizzare nella tua carriera, ma non tediare all'eccesso i tuoi amici per questo. Potrebbero sorgere alcune tensioni se vuoi parlare solo di te. Toro. Nell'ultimo mese ti sei probabilmente interrogato molto su ciò in cui credere. È stato l'incontro con punti di vista molti diversi dal tuo, che ti hanno portato a mettere in discussione i tuoi punti fermi. Di fronte a queste nuove conoscenze, ora si apre il momento migliore per metterle in pratica o rafforzarle. Scova quei corsi o mentori che sanno darti di più, trova quei contesti in cui approfondire il tuo pensiero. Questo ovviamente non può partire senza qualche giorno di ricerca e approfondimento, ma può arrivare se lo vuoi. Un po' di pazienza per il fine settimana, perché potresti portarti dietro un po' di nervoso dal lavoro. Gemelli. È stato un gennaio all'insegna dell'intimità, nel senso che ti sei reso conto, probabilmente, della fatica che si porta dietro il mettere dei limiti nei propri spazi o fidarti a sufficienza di qualcuno. È giusto che ora tu ti renda conto di quanto hai elaborato, per poter ripartire a piede deciso e riconoscere le persone che possono essere dei veri e propri compagni di squadra. Sii condottiero di questo gruppo o progetto, ma prima ricordati di mettere davvero a fuoco quelle cose in cui pensi di voler investire. Il fine settimana potresti incontrare delle prospettive divergenti, prendile come informazioni utili, non come un attacco personale. Cancro. Spero che questo mese sia stato d'oro per te, Cancro, per ritrovare davvero un senso di priorità nelle relazioni. Da oggi, smetti di accontentarti, riconoscendo l'importanza anche dei tuoi bisogni, ma soprattutto del tipo di valori imprescindibili in un legame per te. Ora basta guardare al passato e rimanere passivo, è ora di rimettersi in carreggiata e prendere iniziativa con le persone. Concediti ancora i prossimi giorni per riordinare le idee e renderti conto di come ti interfacci con gli altri, così da avere tutti gli strumenti nella cassetta degli attrezzi. Nel weekend potresti non trovarti d'accordo con alcuni amici che vorrebbero tirarti in mezzo a una loro, forse troppo strampalata, idea, occhio quindi a non fare scelte avventate. Leone. Spero che tu ti senta in forma, perché stiamo per ricominciare a correre. Se nell'ultimo mese sei riuscito a ritrovare le tue priorità nella routine, capendo effettivamente come organizzare il tuo spazio e il tuo tempo, vedrai che nelle prossime settimane saprai gestire meglio la tua agenza e sentirti molto più energico. In questi primi giorni, però, vacci piano e anzi controlla di avere tutto organizzato per le prossime settimane, meglio partire d'anticipo. Nel weekend il lavoro potrebbe disturbare i tuoi piani romantici. Sembra un consiglio ovvio, ma fai quello che soddisfa un tuo bisogno, da una parte o dall'altra, o potrebbe risultare in una tensione che non saprai come gestire. Vergine. È stato un mese poco ispirato, un po' buio e poco giocoso. Andando a fondo in questa sensazione potresti esserti reso conto che, alla fine, questa mancanza di creatività arrivava dal non aver portato avanti ciò che ti appassiona davvero per accontentare gli altri. È con questa consapevolezza che nel prossimo periodo potrai tornare ad essere un'esplosione di idee, ma non prima di esserti reimmerso in ciò che ti entusiasma ritrovando la tua ispirazione. Il weekend uno spostamento non previsto potrebbe scombussolare il tuo ordine perfetto delle cose. Hai due opzioni: restare flessibile, seguire il flusso e adeguare i tuoi piani a questo cambio di programma, o impuntarti e arrabbiarti con qualcosa che non puoi controllare. Bilancia. Come ti senti quando stai a casa? Un luogo così importante come il nostro nido ha bisogno delle giuste attenzioni e, nell'ultimo mese, è stato sicuramente il protagonista delle tue riflessioni.
Se ti sei reso conto di aspetti che vorresti cambiare, che siano nell'arredamento o nelle dinamiche con le persone che abitano casa tua, ora ti trovi nelle condizioni per portare gli aggiustamenti necessari. Non è detto che saranno così automatici, magari qualcuno che vive con te avrà da ridire, per questo il consiglio è quello di prenderti ancora qualche giorno per organizzarti e spiegare al meglio cosa vorresti trovare tra le mura di casa. Questo fine settimana potresti trovarti in disaccordo con qualcuno che vuole forzare un compromesso, la domanda è, ne vale la pena? Scorpione. L'ultimo mese e mezzo è sembrato un Mercurio retrogrado perpetuo, un senso di confusione di fronte a cosa e come vuoi comunicare ha annebbiato la tua mente, portandoti a chiederti se le tue conoscenze sono valide, o se le tue parole trasmettessero il messaggio corretto. Tutti questi sforzi e blocchi non saranno invano, nel prossimo periodo le tue parole usciranno più sicure e decise. Immagino anche che sarà più semplice essere sintetici e andare dritti al punto, ma concediti ancora qualche giorno per individuare quelle occasioni in cui è più importante per te avere la mente fresca. Il weekend potrebbe riservarti un piccolo scontro con una persona che non rispetta i tuoi spazi personali, trae le tue considerazioni. Sagittario. Dopo questo mese, com'è evoluto il tuo rapporto con i soldi? Immagino tu abbia preso coscienza delle risorse effettive che hai a disposizione, che vuol dire non considerarle troppo poche anche quando sono sufficienti, o abbondanti anche quando dovresti risparmiare. È tutta questione di equilibrio, soprattutto quando si parla di risorse e finanze, per poterle gestire al meglio. Nel prossimo periodo saprai giocare le tue carte nel modo giusto, magari anche pensando a nuove possibili fonti di reddito. Nel fine settimana potresti dire qualcosa che va contro lo standard comune e venire criticato per questo, quindi pensa bene a come esprimere ciò che pensi. Capricorno. So che ti senti un po' stanco dopo questo intenso mese, ma sappi che da ora in avanti le cose possono andare più fluide. Se hai approfittato di questo tempo per elaborare i tuoi valori, chi sei, cosa vuoi, ma soprattutto come valorizzarti al meglio, nelle prossime settimane riacquisterai energia e sicurezza in te stesso. Per questa settimana ti porti ancora dietro Mercurio retrogrado sul segno, che non aiuta una comunicazione attiva, ma stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel. Nel weekend potresti essere un po' rigido con te stesso e non volerti concedere neanche un attimo di relax. Non sentirti in colpa. Acquario. Quest'ultimo mese è stato un lungo viaggio nella tua mente e nel tuo passato, ora puoi riemergere con una consapevolezza diversa dei tuoi bisogni. Identificare i propri blocchi personali da guarire è sempre il primo passo per farlo e, probabilmente, il supporto della tua famiglia potrebbe essere chiave in questo. Nel fine settimana, però, è proprio la famiglia a rappresentare un campo minato, forse perché ti senti come se non potessi davvero dire quello che senti. Prova a capire come smussare i tuoi, ma anche loro, angoli e trovare un terreno condiviso. Pesci. Gli amici non sono solo compagnia, sono supporto, ascolto e compagni di squadra. Se questo pensiero ti ha accompagnato nell'ultimo mese ti sarai reso conto, nel bene e nel male, dell'importanza di avere le persone giuste a fianco. Magari ti sei sentito un po' solo, ma ora che hai sviluppato delle nuove idee e opinioni vuoi tornare a interagire con gli altri. Non farti prendere dalla fretta insistendo su punti su cui sembra che non troviate un punto di incontro. Nei prossimi giorni, per alcuni starai parlando una lingua aliena. Con un po' di pazienza, vedrai che la tua vita sociale tornerà ad attivarsi. Durante il weekend potresti fare dei sogni molto intensi, chiediti se sono frutto di un bisogno da soddisfare o se, invece, causati da qualcosa che ti è stato detto.